potete dire che avete fatto nella vita? Ah, infatti, pedier, voilà. Hai cominciato a 15 anni, a scuola a 14, a 15 anni apprentis su. E il papà era operier? Et le papa era Tsaron. Era routier, oui, faisait rodas, faisait des carrettes, des voitures pelagères, et tout ce qu'il a fait di routine, quoi. C'est pas, et puis si mi a fare des remorques, per Vio, per le vaches, et ainsi de suite, voilà. E di che lavorava come bues? O veramente castagnier, o de garric, mais veramente castagnier, quoi. E voi lavorava insieme a lui? O quando è su, ma no, è basta, è cominciato a 15 anni, lo mettere per dire, e tu su faccia qua. Et le métier des roudiers, ça restait court. Court, ça restait à quel métier? Je sais pas, je sais pas, je ne saurais pas quoi, io. Parce che in fabbrica al pe, quella se andavo a fare al pe, a la fabbrica, e il faceva, e poi mettevo in seule a roda, con del vesi, quoi. Et le fabre et le roudier travaillaient ensemble? Oui, al pe l'autre, quoi. E cadeva io su un boîte, quoi, su un travail, quoi. La fargue y est encore? Ah, alors, une mécanicienne, donc, agricole, quoi, qui pas plus la fare, quoi. Enfin, bon, come per tutto, quoi. Et est-ce que avez osé dire que dans le temps, le monde pagava un peu en nature, le roudier, le charron? Immediato, oui, mais io al tal lo potevo me darsi liquide, quoi. Perché, bon, forniscevo il work per fare chi come, la manovra, la calia qua, quoi. Et pagava cada cop? Quando aveva dei momenti quando aveva che faceva tirare, quoi. Enfin, io lo vedevo, quoi. Avevo dei problemi, quoi. Et est-ce que la maman faisait un peu l'auberge? Ah, non, faceva paura, non. Et le fabre a costato bien une auberge? Ah, lo fabbrica aveva una guerza, oui. Lo fabbrica aveva una guerza. Faceva qualche repaise, ma quando sul tutto la guerza e via di punti. Et vous agradava mai de travailler à la pègre? E beh, c'est-à-dire quand mi a travaillare, ça veut pas che fa, perché fa masso, quoi. E voilà, andare con il mesi, che faceva l'interprete qui, il aveva 4 anni, e voilà, e poi après partire al reggimento, e quando andare a un altro patruglio, si morava 30 anni, 39 anni, a me lo meme, après al reggimento, qua, con la retrata. 30 ans d'effort. 30 anni, 42 anni di fuori, voilà. E quando cominciare, quando pa a Musene, lo dice, perché lo sato faceva 50 kg, lo sa si mene. E quello che voleva a casa. Et la pègre, d'où veniva? La pelle veniva da un piac, al peluc o cosognos. Et de che so come pègre? O pelle segalate, se pas, pelle normale. De schiste? Non, pelle... Je sais pas. Fa che sapesse basti. Ah, beh, oui, perché faccio ancora tutta una vita. Poi la cosa, e poi après facciamo un po' di zemmetone, e voilà. Et dis-nous, tes anciens, così si faceva le mortier. La pala, io cominciai la pala qui, e l'ubicate, faceva il mondo di sabbia, di calza qui, e voleva in tutto cuore, voilà. E buttare in cerchino qui. A me no. Vous vous souvenez così qu'on s'appelava che era flèche? Per portare le mortier? Non, come... L'Aucel? L'Aucel, voilà. Voilà l'Aucel, oui. E Buttare in belle cala, l'Aucel, voilà. così era facile l'Aucel.
Oh, guarda, tutte muese, tutte marche qui, e me coi su, e voilà. Vicino alla cuoca del mortiere, portando sulla SART, qua. Voilà. E la paire, così si montava. Per il carro faceva passare in auto, e voilà. Lo levava nella mano. Et est-ce que nous pouvez dire un peu aussi, per una parete, est-ce que la parete era più larga in basso e mai... Ah, io tutto un battito, pagai 50 larze, una parete 50, voilà. Partiamo in basso 50, arrivava in no, 50, voilà. Di l'hotel, oui, io l'hotel che era, facevo un metro in base, no, faceva che 40, voilà. Et est-ce que, de que se fazia mai, come travail, d'ustals, de... L'hotel de Feniol, oui, mais l'hotel, oui. Oui, et puis après, qu'on se mettait a fare le betone, fosse più grande, facevano, in betone, quoi. Voilà, con francese. L'avesse vista arrivare, lo betum. Ah oui, l'hai vista arrivare, non hai fatto. A me l'aveva tenuto, a me la buona, hai fatto, oui. A piedi, a presa, con il camion, quando la Vienna, qui, facciamo portare, come fa ora. Me la tupina. Voilà, me la tupina, oui. Et le monte me la rue, tout se passe bien, quoi. Et là, autour nous à la cause. Ah oui, alors, ton femme, ah oui, oui. Ma fait bon. Que le progrès, soi-disant, mais pas. Est-ce que nous saurez s'expliquer così qu'elle fa une parete per pla la fa, per la fa pla. E la parete peida. Oh. Ah, beh, quei facile che hanno viselle toccate, che ha sta viselle. E poi mai, le mortiere, che peida, e voilà. Mais tout, c'est impeccable. Tout le monde ça fait une parete, qui calme le ten, voilà. Oui, oui. Oui, pas plus difficile que mai, eh. Mais vous scaliez tagliare la paille. Ah no, la peida, enfin, per al fenestro, comunque, buon. Il mio sueco, quella del peida, la tua pretta, qua, voilà. Che li ha così, sulle monte, voilà. Quand avia s'accabat un ustal, de che si fosio? Ah, facevano in banchette, tutta la banda, tutto il mondo, il sorpadiere, il pediere, tutto il mondo era qui, passava nella serata qua. Quello era un momento di amusamento, Mais calio spera la fustado. e che li sperava che l'hotel si sia finito, voilà. Che li sperava che la giurata si faccia qua. A me la giurato. Ah oui, oui, oui. Et est-ce que c'est pinjabo qui con? Ah oui, pensavo nello ramel, che dicevano, che hanno il ramel qua. Une espèce de sapinetto qui, et voilà. Me lo mettiamo in cannate e partiamo che mi aveva serpata, e poi lo tiuliere occupavo, e poi non rassemblava tutto qua insieme. Voilà. Et alors le patron de l'ustal che pagava? Oui, ah oui, oui. Oui, quello patron che faceva fare l'hotel, quoi. L'hotel, lo ramel, voilà. Et le patouès l'avait toujours ausit par là, à l'ustal? Ah, il patouè, oui, io al parlavo tutto il patouè che mi faceva angolaio, che non aveva cola, aveva tendenza a parlare patouè, quella terrizza, il cola, arrivava all'altro e parlava patouè, tutto un parlava patouè, il parente parlava patouè, entre ells, menavo te stavi, voilà, c'est tout, quella talco. E lo mestre era putegavo. Beh, lo maestro è quella terrizza, parlava patouè, quella difficile, et oui. N'avais pas titre, d'accord? Et bien, oui. È talmente abituato a parlare patouè che è quello difficile di parlare francese, qua. E alors, continuas de trobar des monde per parlar la lingua? Oui, il ne trova qualcuno, gente parla patouè, oui, ma aimé bien, quoi. Il y a poil, quoi, come stanno qui, quoi, trovando le zoe,
e qua gli va parlo papatore qua, voilà, poi finita l'histoire. N'hi ha che continui de l'apprendre un po' alle E scuole. niente che continuo, ma pas sembla pas le même patrouille que maintenant, quoi, voilà. Il y a des monstres que ça, on ne peut pas. Mais je le parle, ben vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas le dire, oui, qui connaît, ah non. Et est-ce que avete audito parlare del tempo che lo segala era pla paure? Ah ben, le thème, oui, soi-disant que io stato pas terriblement riche, mais bon, le thème paraît encore plus triste, quoi, c'est pas, ben, après, entendez dire. Perché vous siete pas sortit d'una famiglia de paesans. Ah non, non, non. E davant, encara davant los parents? Ah, davant los parents, immediat, oui, ma mère era paysanne, immediat, aquí, abitava, ma mère sortia de Trilla, aquí, de comuna de Bussac. Mon père è sortito da Stivalla, il pego Moroso. Ma fem buona, quella pa con Soborio, sai, quella pa che de bisogno, oui, oui. Oui, oui.